Quello che è successo è sparare una cifra che nulla ha a che fare e a che vedere con il normale emolumento dei consiglieri regionali, facendo intendere che fosse la normalità. Quindi i chiarimenti arrivati servono perché chi utilizza i numeri buttati a vanvera e, ripeto, senza spiegare cosa è successo nella sua busta paga del mese di dicembre, permettetemi, ha creato confusione, perché io ho avuto lunedì mattina tantissimi consiglieri che mi hanno chiamato a dirmi: ma come mai Berti prende tutti quei soldi? Perché lui era in una situazione particolare e ha avuto un conguaglio arrivato a fine dicembre. Basta balletti sul reale ammontare delle indennità dei consiglieri regionali. Il presidente dell'Assemblea, Roberto Ciambetti, dagli studi di Focus invita tutti a farsi un giro su internet per controllare le buste paga alla sezione trasparenza del sito istituzionale. La tabella riporta i compensi netti ricevuti mese per mese da ogni singolo consigliere, comprensivi di indennità e rimborsi fino a novembre 2015. I numeri danno ragione a Ciambetti. Con qualche variazione dovuta alle indennità di funzione, ogni mese un consigliere regionale in tasca da un minimo di 7.000 a un massimo di 8.500 euro. Ben lontani dagli 11.500 denunciati dal capogruppo grillino Jacopo Berti, comunque troppi secondo i 5 Stelle, che rilanciano la loro proposta di un taglio radicale. Cosa stiamo parlando? Che 11.500 sono troppi, 8.500 invece vanno bene? Cioè, non è la differenza tra 1.000 e 2.000 euro. Qua stiamo parlando di una cifra giusta e secondo noi non lo è. Al momento ben 5 progetti di legge per la riduzione delle indennità ai consiglieri giacciono nei cassetti della Commissione Affari Istituzionali. Uno di iniziativa popolare, 2 dei 5 Stelle e 2 firmati dal governatore Luca Zaia e presentati all'indomani dell'insediamento. Nessuno di questi è mai stato discusso in aula.